La conferma della vittoria del centrodestra nelle elezioni supplettive nei due collegi veneti arriva in tarda serata, mentre è in corso l'analisi del voto per l'esito del referendum sulla giustizia, che invece ha visto perdere il sì alla riforma fortemente voluta dal governo Meloni. I due seggi nei collegi uninominali del Veneto, lasciati liberi da Alberto Stefani e Massimo Bitonci, divenuti presidente e assessore regionale, sono andati ai candidati della Lega. Nel collegio Veneto 201 a Rovigo prevalso il tesoriere della Lega Alberto Di Ruba con il 57,43% delle preferenze, che ha superato Giacomo Bovolenta del centro-sinistra, più staccato Giuseppe Padoan Italia Resistere con il 7,67%. Nel collegio Veneto 202 di Selvazzano Dentro e parte dell'Alta Padovana ha vinto invece Giulio Centenaro, sempre della Lega, con il 59,44%, che ha superato Antonino Stivanello del centro-sinistra con il 31,21%, Mario Adinolfi del Popolo della Famiglia col 5% e Andrea Paccagnella di Ora con il 4%.